probabilmente a parte gli eventi più conosciuti della stagione mancava la musica qui al Teatro dell'Efebo e stasera sicuramente le premesse sono ottime sotto questo punto di vista. Ti ringrazio per le premesse che saranno ottime e sicuramente saranno di un certo livello. Noi torniamo qui con grande piacere al Teatro dell'Efebo perché la prima esibizione l'abbiamo fatto nel 2023, praticamente quando c'è stata l'inaugurazione, lì abbiamo avuto un sold out e torniamo con grande piacere anche perché questa sera abbiamo 6 brani nuovi, quindi per la prima volta verranno eseguiti qui in questo teatro. Il progetto nasce sempre come colonne sonore e colonne sinfoniche proprio legate a bellissimi film che hanno lasciato un'impronta particolare proprio nel campo della cinematografia e noi quindi le eseguiremo con il nostro coro, con il coro di Voci Bianche e Diade e la nostra orchestra. Agrigento ha un deficit culturale notevole, però dal punto di vista musicale qualcosa, anzi sicuramente più di qualcosa si muove perché vediamo musicisti giovani provenienti da vari comuni della provincia e molto motivati. Questo progetto nasce e si sviluppa sicuramente anche per dare voce a queste realtà professionali della nostra provincia. Sì, esattamente. Ma noi ormai da 10 anni, da oltre 10 anni che ci interessiamo oltre che all'aspetto concertistico, all'aspetto formativo, perché noi abbiamo il Coro di Voci Bianche che nasce da una selezione che viene fatta tra i ragazzi delle scuole elementari. Abbiamo iniziato nel 2017 e fino al 2020 quando eravamo orchestra e coro del Teatro Pirandello e lì avevamo proprio iniziato questo percorso che doveva continuare anche con i ragazzi che venivano fuori dai licei musicali, quindi si inserivano nell'orchestra del teatro. Poi questo progetto non fu portato avanti perché poi cambiò l'amministrazione, cambiarono tante altre cose. In effetti noi oltre ad avere il coro di Voci Bianche dal mese di febbraio abbiamo iniziato un altro percorso che è quello dell'orchestra giovanile, quindi abbiamo reclutato alcuni che sono già diplomati dai licei musicali e altri che attualmente studiano per fare un'orchestra giovanile che poi si abbinerà e si inserirà insieme all'orchestra filarmonica Demetra, quindi l'orchestra filarmonica Demetra e poi c'è l'orchestra giovanile Demetra, quindi un progetto che ha una sua validità perché noi non solo che creiamo cultura, non solo che cerchiamo anche di fare integrazione tra i ragazzi togliendoli anche da alcune distrazioni che certamente non possono anche non essere nobili, ma creiamo poi un valore aggiunto al territorio.